Bene agattaos a Voces de Hominisi. Questa è la seconda puntata, la prima con Mimmi, del suo programma nuovo della cooperativa Mega, con l'aiuto della Regione Sardegna e del suo bando Imprentas. E Deo e la collega mia Valentina Locche, che sbive in la prima puntata, e usannare in is domoso dei artisti che sanno contare pago della vita artistica in Soro, in is logos in cui lavorano, iscriente musica, sonanta o in ue bivinti. Oe con noi teniamo su preghiere di essere arricchioso in nome di Emanuele Pittoni, connotto de Pruso come Lele Pittoni. È stato un piacere in mano con Mimmi Puro, sei accoglio in noi in domo, grazie e benvenuto. Grazie a me. Ascolta, potevo cominciare, tu tenesi una vita artistica, una cosa lunga e interessante, meda. Però lì a uscire come è cominciato tutto. Narauso da piccolo, come tu ti sei accostato a musica, a suo genere musicale che ti spraccio di Pruso in sintesi della vita tua. Come vuoi cominciare questo conto? Questo è un conto che parte da ormai, forse si poteva andare 40-45 anni. Devo parti della vita mia da vivere in vita esatto. Poi bevo un quarto, ma posso andare bevo un quarto ormai da 40 anni. Però parte della vita mia è stata in vita esatto, in vita tento sempre curiosità dei sconti e delle arti dei zii miei e dei zii miei, in questo che vorrei andare sprangios o is attopios della famiglia, poi occasioni, Pascamanna, Paschicedda, Ferraustu, e non mancata mai sonai da un zio, Don Gigi Melis, che è stato Predin Nurri, Bidasattu, Suedi, Furtei, Bidasorri. Io sono amico di Aurelio Brocco, suonatore della UNED, zio mio, è poeta, Vincesa. E questa cosa da cantare a Pusti Brangio, a Pusti Cena non mi è mancata mai. A proprio maniera zio mio, ci via sempre su ballusatro, ci via sempre sa musica, ci via sempre i sconti, su contai, poi però arrivi a Saccabo. Famiglia a Manna, un amico mio vi ha begno una volta a un pranzo e hanno che fiata commenta a tenni 20 leli, e commenta a tenni 20 leli in Sammesa, sì, tenevo su questa cosa in famiglia dessa allegria, dessi insomma scanzonaus. È una cosa che a me mi ha sempre piegato a curiosità, è questa cosa del su cantai, del su contai, ed io mi ricordo zio mio che quando conta una cosa diventa su strucciu, diventa tutti i personaggi, diventa veramente sarti da contai è cosa che in inglese diventa storytelling, esti avere una storia che viene ben fatta e ben organizzata, poi si è ripetita sempre e questa cosa a me mi ha sempre piegato curiosità di ascoltare, finché quando poi non è successo questo de mindandai de vita esatto, andassi poi sempre poi feste eccetera eccetera e poi ogni fine cita, però una volta arrivato noi mi sono accattato in un ambiente completamente differente. Quanti anni tenia? Quando sono arrivato noi devo tenere preso manco 6 anni, poi andassi sempre passai stati sul mese dell'ampra, se a Capodanni sempre, poi babà e mamma traballante a parlare con i saiaios e questa cosa
cresci in noi, poi mi accostavo a cosa che sa musica. Poi tannoso in Biddasattu, tocca da noi che a Biddasattu non tieni di tradizioni de murra, non tieni di tradizioni de grandi cantatori, non tieni da tradizioni de questo che potessi su carnevale, no due punti mascaras, forse si può s'arrivo de sa mina, de sa miniera, a di modernizzare un uvago. Ad misturare uvago con la gente. Commenti in metavidas. È un uvago su connotto questa cosa non da conoscia. In noi qua mi sono agattato in un ambiente ancora più poternai più mudato, quarto Santaleni, bidda del grande messaggio, de Bingias, de Nuragos, Monica, e poi noi è cambiato, quando si arrivò a noi negli anni 80, potevamo che questa città via da vivere su grande problema dessa droga, dell'eroina, un ambiente veramente triste e miserino. Poi devo, essendo de Voras, non so mai bintrato in questa quarto Santaleni vera, chi è bida, chi è un luogo bello, però tu intendi a stare ai giovani in questo periodo du subiestisi in Castello e in Quarto. Poi però a bello mi sono accostato a sa musica ma ad esempio piegavo a curiosità, ma via musica moderna. Mi da ricordare sempre di una cascita dei ACDC, che per la prima volta che tu si intendi, mi diventa calata si barras. De commenti mia da pigao, mia da spantare, non vedete questa cosa. Come mi viene stesso che le molde di Metallica, ecco, la mette succedendo. E denguni a bello mi da ricordo che piga sarra tenia una radio Grundig, poni a sa cascita a registrare sa musica, qua mi da ascoltare. E questa cosa a bello poi mi ha portato a mai sa musica, ma che non si poteva mai criterio, ascoltare su chi poteva passare. Chi ti arriva da mancare di un amico, di un compagno di scuola. Sì, poi teniamo un fratelli e fratelli che vivono in Nord Italia, che vivono a Psychobilly. Che vivono a Rockabilly, quando arrivano in stati in bidda, portando questa scascittetta, si da savurare, poi intende questa musica e subito sdoppiare immediatamente. E alcuni appunto cominciano a ci volevano altri mondi, altre modas e altri costumi, e alcuni però a mesturare, alcuni ha pubblicato questa via che mi ha portato a ascoltare questa musica rockabilly, psychobilly, su punk. Mi aveva comprato con un amico due scascitte a Issu e ha comprato mi pare di London Calling dei Clash e io ha comprato Combat Rock. Però Combat Rock non è bello come il London Calling, che non ci parlare male. Però qua comprendo chi ne viene a Clash. Però sa proprio maniera Deo torna a andare sempre, poi sfetta se in bidda. E questa cosa che a me poi mi girava in conca, commenta un disco a ripetizioni, fia da suballusato, fia da sa musica che ti bessia da questa bancarella se noi vendiamo scascittas, che in festa si poniamo a musica e poi viano i suonatori dei festas. Questa cosa è commenti che sia da una cosa che ti bintrata intro, vivendi sa festa in bidda e poi andassi da festa in festa. E vedo una cosa che un upaco se sta mesturata, però tocca da noi che questa musica sadra, vero, non da comprendia. Commenti da punai non da comprendo manco moi. Poi non so mai bintrato veramente in questa che punti questa parte tecnica del metrica, mi piace, certo, mi piace di meta, però non so mai ben entrato in questo e poi non so tocca da punai, non so un grande non so danzare, non so ballare, né ballusadro, ma ti posso provare a ballare a salsa,
non ci arrennesce, Te uso sono ancora. questo limite, e dunque mi parlavo sempre come tenai in questa lacana di ascoltatori, di castiatori, ma non ti sono mai bintrato. Però questa cosa, però, madonna, come tenai forse sì, una sensibilità che mi ha portato a mesturare tutti a due questa scalità di musica, una che fa parte del suo conotto Cosa Nostra e un'altra che è questa musica pop, noi ci poniamo tutto, e denguni appunto cominciamo, potrai a sapere questa cosa tua, a cantare. A cantai questa, non mi intendi avanti di questa famiglia cosa mia che ha cantata, e cantare a solo. Cantare in domo, cantare. Poi non ho mai cantato, provavo a tornare a cantare le canzoni dei altri, devo cantare cosa mia. Ah, diretto cantautore. Che mi vogliono, però, ma che suona, io non ci suonai. Ci strimpellai da 0 a 10, sa chitarra 1,5 dopo suonare, no? Insomma, manaco. Però, bella, fin saccando, questi amici mi hanno domandato da cantare in questa. Da una ragazza cantai, 14 anni, ci a cantare, stavo andando a suonare con questo spicciochetto su 16 anni, 17 anni, dinanzi a senso unico, infatti noi due su disco puro. Hai fatto su vinile? Devo quando siamo andato a cantare però la prima volta, questo suo cantante in inglese e in italiano, ci viene in Nirvana in questo periodo, e mi hanno canta Nirvana, e da una c'è la volle. Mi sono posta sul microfono, mi dà ricordo che poi isso su denianta, questa batteria fatta con il sfustino su di Xan, poi denianta come amplificatore denianta, isso sono di 40 si impianto dei Scouts, che avevano Boy Scouts, spicciò cosa qua sul microfono, aveva un microfono di cui avevo giocato il leddo, però attaccavano a una scova praticamente. E come mi sono stato a cantare, sa oggi mia che di bestia da una cascia, non fia da sa oggi che devo conoscere. Suonai a tanta gente non ti ha mai fatto. Inglese che non ti conosceva. Mi sono posto a cantare commenti. Questo santo attaccavo a riri, ma a riri. Non ti fia conto, sì, a cantare, ma questo sa riende, poi non fia da. Si vedeva che non via la cosa tua. Proprio cioè. E denguni però non riuscivo a mantenere una simpatia. E dunque, quando de pian andai a seguire il suo tempo, c'era su bassista che mi streccato su pei, poi cominciai a cantare. E denguni, a bello, è incominciata questa avventura. Dunque, se cominciavo, narravo sa prima volta con l'inglese. No, io sono a un certo punto ti comprendo che con l'inglese non fiata. Dunque, no, io sono pianto tutto picciochetto che ascoltando Easy Smith, Nirvana, Sex Pistols, ma no. A parte che non mi piace manco a cantare in inglese, a questionare e a cantare pure. Poi l'altra che devo questionare in inglese, ma no, devo sapere questo che no, tanti imparavo a ici, tanti po'. Però non hai la verità di mi piace da cantare. Mi piaceva cantare in italiano, perché questo conoscia, Susatro mai ad un perare può cantare, figurati, però denguni ho cominciato a cantare in italiano. E Susardo quando sta arrivando in sa musica tua? Susardo sta arrivando, prima di tutto in festa noi devo passare parte dei stati in birra, sempre di questa bancarella con le scascittette, passata a Franco Matau, passata passante sta azienda. Sta azienda in questo periodo fianta Issosu e basta. Vero. E fiata normali a cantare in sadru.
Però, quando dopo cominciai a ascoltare i Clash e tutta questa musica, a un certo punto torna a mi spantai quando appuntendo canzonette. Uh-huh. E dunque, ascoltando canzonette, poi adesso ascoltai Cortato, che è un gruppo basco. E poi, ma fai da dove vai in sardo pure. Però con il senso unico non so cantaste in italiano, poi a un certo punto ti succede, il senso unico si funti, si usa, se è accabato di suonare, è d'uso da nosu, e si decide di, mi da ricordo via del Magistero, anante di questa statua di Giordano Bruno, e si decide di fare in un gruppo, chi dei piadelli, pruso manco 8-9 elementi, poi tornai a pigliare de questa che era questa musica giamaicana dei anni 60. Scatalites, che è uno dei strumenti da importo, della musica tradizionale giamaicana, che è questa musica rocksteady e ska. E denguni essi si incominciano a bello a gattare persone, era sul 1998. In sua università, su università, e denguni può rispondere a questa pregunta, essi si incominciano a cantare in italiano. Però a bello mi bessianta fuori in sardo e cominciato a mesturare. La prima canzone di 90 Rata Pignata, ed ho cantato Ci ne da scioperare su nome Rata Pignata? Deu, grazie a una collega cosa mia dell'università che dinanta Meki Gomez, che sa Rata Pignata esti il pipistrello in italiano, ma non su bida du serioso pillo nel napao, poi è sul rondeddo, non usciu. Sul surritto in bida mia. Ecco, poi due tintirriolo, insomma. Sorica pinna. Sì, destisi fatto questa canzone e incominciamo a mesturare su sardo con l'italiano. Poi a un certo punto ci via nel suo momento in noi manucciao, a mesturata, due pianta trasa trummas de ogni parte veramente d'Italia e del suo mondo che cantanta con gusto che pianta in lingua. Scordato che sanau, innanzi si canta in lingua basca. Sound System, 99 Posse, Ludalfin, Ovo de unai finza sei un gruppo in Mau Mau, che è sul gruppo, sì. E questa cosa a me mi ha portato a pensare, ma puita no, non mi dà tempo. E alcuni fianta bessiasa una parica canzoni, e fiata stetti a sa primo, fiata stetti a per questa ventana. Oh. E mi dicevo accattavo che scrivendi, prima di rotto, io tornavo a scoprire che su sardo a intro di udenia. E poi cominciavo a scrivere, pensa che non mi accattavo che mi veniva da meglio a scrivere su chi pensava in sardo in tamoso del paese italiano. Wow. Ecco, questo poi è stessa limba che tu hai sentito a pitticco, a pippiu. Sì. Dunque, in suo cuore, a intro di Deniasa. Sì. E poi posso mostrare su chi voleva cantare, andava bene meda. E questa musicale pure, come te limba, potevo narrare che andava bene con il suo ritmo, con la musica, con il suo ska pure. Certo. E esprimo concerto narrato come tanta giccau a bosatros e si sei mostravo a sta gente poi esprimo concerto esprimo live narrato in città cominciavo in Castello cominciavo a suonare sia in Vidas che in Castello questa cosa incredibile non so se muovessi in questo che vedo ambiente universitario i primi concerti
mi interrogo che prima di tutto tocca a noi che in questo anno sa gente andata ai concerti. Non ci viene i telefonelli, non ci via da internet, o internet già ci via, ma non commenta mai. E sta gente disgiata a parlare in mezzo a sta gente. Dunque, e poi ci viene più possibilità, fiata una città differente, Castello, tocca da Dunai, in si stati, questa città di via da Sguida, non ci via da Nemusu, Sierru, fiata questo momento in noi si è andata in circoli AICS, no, che via da a Logos, e noi sa musica si via dei commenti. È capitata da sonai in prima volta non su vestiti ska in sardo, vestiti degi, tenesti un'energia chi bene s'apparicciata con questa energia di chi veniva da Sibiri e via da un cocktail esplosivo, una festa. E ogni volta questa cosa che non si spantava che noi andassimo a suonare festival, ma veramente 600 su 700 persone a Sibiri e fiata una cosa incredibile. E questa cosa bella usata, se portare a comprendere che fiata spazioso. Poi non vorresti pensando a diventare famoso, a diventare chi sai, si deve avviare a desidere a studiare, si a fare su chi vesti fendi, con cui si vede questa attitudine punk, non su duveu, su cui si piace da duvai, poi a bello questa cosa del susadro, questa cosa nuova politica, si idea adesso da buttare innanzi, si inizia un'idea di musica fatta in domo, do it yourself, sa portato a pensare che avvia da una cosa bella, ma deppia da parlare come tenai pura, limpia, che questo che poteva antessi imperioso del manno, certo, non produttore. Subiso per un anno, poi mimmi fiata vai e fai un CD, fai una prega concerto in Italia, poi mi spaziare, poi girai e fai un vinile. Questo sapiente stress e obiettivo su cosa mia. Io so che ne punti bessioso un di punti bessioso ma questa cosa bella è che Deo quando ha fatto su disco, vinile, ha fatto su CD e quando si andava a suonare a Torino, a Milano, tutto su che indepegna a Goa e via tutto buono poteva andare. Come sono viaggi in 8 degli euro? Sì. Come ti vedi da sta cosa, sta vita, come ti vedi ai gasimmanna? Fia da... Tu scrivi ai stesso, apposta esatto lo soponiante a sa musica, o sa tu piaisi tutto parisi e fai tutto... Ma Castia, è sempre una cosa spontanea a me, mi è capitato, a me e ancora mi capita da chi devo intendo uno suona a Rocalla, no? Io traballavo su un pari, fai musica in pari, se io si pone a suonare e devo essere con a un certo punto mi piace su chi è suonando, devo scrivo e canto. E a sa propria maniera capitata con il rattapignata, prova a suonare questa chitarra, dai, poi mi intendi. E da alcuni devo commenti chi dubbio su chi sa musica che uno suona da mi emoziona e mi porta a biri, logos, cose, e contos, torrendo ai scontos ai scontos del suo conto di prima. Che poi è andato rare sconto in sa vita artistica tua, Annarauso, a fuori pure dessa musica. Però come non è srata pignata è su progetto con Arrogalla. Questo progetto sta arrivando in srata pignata si punti firmauso pago. Come stati a sa... No, cosa? Dunque, a Rogalla io una radaici, io esti fan numero uno di Rattapignata, io una radaici e fiata via in quarto, e bene da sempre a Sibiri, si conoscia da Vinzacando non è capitato proprio da Sattopia con isso.
e con isso si fatto sa prima, una delle prime produzioni su 2007 che via da Dubba Brusaffotti, piegata da questa canzone Scudi Brusaffotti. C'è sempre stato un grande al rispetto, possa bravura di arrogarla. Adesso fate musica elettronica. Fai di musica elettronica, però sa proprio in maniera fai di su chi va su Deo, il su conta con tutto su chi indipinnica da tutto sul mondo che isso tieni da canta. Se Deo tu scrivi, isso tu vai di suonare, vai suonare un brocchetto, vai suonare un arancio, fai suonare un macciccio, vai suonare una bomboniera, isso vai suonare tutto. Sa prima volta che si decide di traballare in pari e di avere un progetto in pari è stato sul 2013, rattapignata il nostro dovesse ancora suonando, però si decide di provare a suonare in pari, si usa a una perica ortas e suona isso, scrive Deu e si comprende che poteva nascere un progetto, e questo progetto adesso si nomina un Malasorti, Deu è isso. L'idea per me fiera questa de vai una musica che deve piegare elementos dessa musica sadra, dessa musica di arrogalla, ma vinse de questa che potrebbe essere atmosfera del Messico. Wow. Ma la sorti fiata nasce come un progetto in noi si pintasti savacci come in scalaveras messicanas. Con che è molto pintadas. E si incominciano a produrre canzoni e penso un video noi tenesti si questa savacci tutto coloradas e sul progetto è andato a ecci bene che si decide di incigrei seguo in rattapignata e si fatto concertos in Italia con Malasorti sa prima bessida era stata al Tundra Festival in Lituania. Wow. In sul 2000 appusti manco un anno che hanno su vestisi traballando con questo progetto. E cosa è stata per me un'esperienza che mi ha di... Isso già è via da schillare, come si inglese, via da già di uscire, ma dove figurati, per me è stata un'esperienza incredibile. Come ti arricci a questa musica Castia a foras, in un luogo così atteso? È proprio vero che si vai musica sincera, potevo dire, musica che piace da tui a Saccapo noi su festival, a questo festival che è un festival dove 10.000 persone si dividono in differenti generi musicali, noi su festival in questo bosco, in questa foresta, in un'isola, in questo lago Mannu e festival in questo bosco e noi siamo ammontati un palco con una specie di brombolo, la medusa, mannu, e noi suonasti in a un certo punto mi sono posto a questionare do you like flamingos? Do you like mangoni? Su mangoni. Questo sono molti posti gente in meta. Se molti posti a badare a un certo punto e ho visto che tutto sono da ribanta e dopo mi sono posto a cantare improvvisando questa cosa del su mangoni e questa gente si è spaziata e su concerto è andato veramente bene e ha compreso che in Lituania in uno stato al lago accanto subaltico cantare in sadro questo dub, electro dub fatto da Malasorti poteva essere un'altra maniera di far comprendere che in vestiti nostro è il tipo di lingua nostro tenuto in Sardegna. Infatti poi si questiona
produttori, est un una viera mano, lui che guarda toppia sa musicista, sa produttori, questa cosa del su sardo, apparicciava con sa musica elettronica, isso non da conoscianta. Magari non conoscianta nemmeno su sardo come lingua minorizzata, no? Certo. E da inguni poi, con mala sorte, est intrau Francesco Bacchis, che è, insomma, parte da Importo Umano. Umano. Che sono da trumba Con sa Pignata. E nie pure sono io da... Isso agora è intrau a Pustisi in 2016, a Pustisi Resano est intrau, con nosu e denguni è un carrerao con suo progetto che poi è stato pubblicato da Michele Palmas con Sar Music, Sardicity, che è questo CD che si è portato a un altro progetto che è stato questo libro, Mala Manera, che conta l'idea di Michele, fai comprendere che s'accumbia sa musica elettronica sarda, io supposto penso sa cumbia del Sud America, del Messico, se sono sprazzinato in tutto il Sud America. Capuste sa America Latina, Nadaso. Tenere che alcuna cosa parisi a sa Sardegna. Chi tu ti muovi in i vidas della Sardegna e in i vidas della Colombia, adesso siete in Colombia con uno scafo archeologico in su 2010 e vesti in questa bicicletta che di 90 anni con ci via da su bar, ci via anzi ci via 15 bar, ci via zizia che quando andasse in sua bottega di domandante a Ville Chinisesi, dove vianta Abresi, Burricus, dove vianta tutte le cose che noi teniamo in Ibidas, è una cosa bella, vianta i domus che non vianta accabata, se non sono mattoni in faccia vista. Non finito sardo, dunque, infatti, Sardicity conta da proprio gusto, e sul libro Mala Manera conta commenti in Sardegna, sul Nord Africa e su America, Centro America e Sud America, bene sapere teneusu, come si dice in italiano, gli stessi paesaggi, proprio logo, su paesaggio in Sardegna, sul logo. Festisi prontos a fare un'altra esperienza in 2019, vestisi prontos in maggio, a partire poi presentai questo libro che è stato tradotto in spagnolo in Argentina, fatto biglietto pronto a partire, a un certo punto poni mascherina e accabato sul gioco. Sì, Covid e lo pago poi su progetto Malasorti in 2 o 3 anni su attento come tennai una si zeu non lunai arenausu, non si zeu firmausu, però a Rogalla all'idao a posto Covid hanno cominciato a lavorare a solo ed è punai con grande risultato e bessioso con me progetto e poi è traballando in me bene. Francisco Bacchis è diventato professore in Università di Castello. Deu ha provato, ha scritto un libro, ha scritto a posichio a lavorare in altri progetti e ha deciso in 2021 di tornare a provare a suonare con Sarrata Pignata. Sempre con Sardart, no? No, dunque, noi torniamo a cominciare con il Rata Pignata, poi ispicciò su Demiriana Caffè Noir, mi hanno telefonato, che mi depianta che stionai. Adesso sicuramente solitamente c'è musicista, sa può cantare, quando davanti a scrittori che presentano un libro, poi sicuramente poi mi fai fare nessuna cosa. Quando si è stato piauso, dobbiamo domandare una cosa, noi arriviamo sul 2022, noi questo stanno da 20 anni su Demiriana Caffè Noir e oleo su Rata Pignata in su palco, ma dopo una Rata Pignata non esistenti. Appunto, non esistenti, dunque dipende prova da pintidorra, e oleo.
Appu si arriva a spicciocco, sappuno, ma che se siete sin sullo buono può si tornare a intendere sì, carrerare e torra sa cosa. Poi c'è sempre stato grande amicanza sul CD del Malasorti, anti sono avuto si ratapignata, però secondo il ratapignata poi si di nuovo e si decide di segare tutto, però io torno a suonare e io si sono un gustoso e venguni con tranquillità e io sono deciso di tornare a carrerare. Finché saccando non è capitata questa possibilità di collaborare con Michele Palmas, ma ti posso dire, pensa che un'altra cosa che mi ha fatto piacere è stata questa si tornava a fare forse su concerto uno dei concerti più belli che ho fatto è stato questo del primo di maggio, Posantefisi in Castello, che esti potevano andare su ha fatto CD, ha fatto disco, ho fatto concerto in Torino e Milano e sono a Posantefisi, tanto da mandare De Bruso e torno grazie a Ottavio sai seriao e combinato questa cosa che poteva non essere una cosa che si attorrava un poco a insullare, a fare concerto su un po' più serio, insomma. E questo CD su bando tiene questa particolarità di tenere canzoni e a intro sul libretto tenere contos. Come assistete a questo lavoro di accostamento di queste cose? Tornando ai scontos, noi io produco Sighi che è stato il suo primo disco, prodotto da un'etichetta milanese, UPR Folk Rock. Noi ci viene drummas che cantanta in differenti lingue o dialetto su Cosansoro. Poi ho fatto Suona e Magazzino e allora c'è stata questa idea di subbando. Subbando torno un po' sul discorso che vorresti fare di prima, no? Da una vita che deve vivere tra bidda e cittadi, era tappignato di contare proprio questo mondo, un mondo in cui questa proteina l'accana del mezzo tra bidda e cittadi si fonde proprio in una cosa scetti. Però non si bastava questa cosa, non mi bastava, come picciocco che da ida vivere in vita, conoscere come uno si deve comportare in vita, come si deve comportare in Castello o in Quarto Sant'Aleni, però questa cosa non devo lasciare cantare, ma chi scrittori ponendo a mano a Sabina può scrivere conti a pizzo di questo pensamento che devo tenere. E Giulio Angioni, Flavio Sorica, Francesca Batta e Angelo Petrella, che è uno scrittore napoletano. Tutto non me ne siete capia, certo, anti scritto conti inediti scetti per questo progetto, che è stata una cosa incredibile, ho fatto 1000 coppie, imprentato 1000 CD e non ci di punti plus. Parece, sì, poi è un documento che non è in porto. Penso che chi non è fatto su vinile forse si attento ancora con sul liburetto. Sì. Bene, questa è questa parte musicale, ma tu impari a saoie, pure per altre cose, pure per programmi, podcast, con la televisione sarda, in sardo, e i scontos di scrivere pure
ne hai scritto in papiri, hai fatto un libro pure. Ci vuole contare poco questa parte della vita artistica tua, della televisione, della radio e della letteratura pure? Dunque, sa parte de scriri di besti di sempre dei scontus. Quando devo scrivo sfuedo su una canzone, devi scrivere in 4 sfuedos, devi contare un mondo. Agora, questo mondo ha provato ad avere, a sciolli in contus. Sul primo conto che hai scritto di narrante Jack Lammetta, che viene da questa leggenda metropolitana che ci vede in tutta Italia, però Jack Lammetta viene in quarto Sant'Aleni pure. Deo tenia questa timoria de quest'uomini che tenevano la Lammetta in mano, quando via di spippiuso, disumprassata e desisa. Questa cosa moderna dei Mommotti o Maria Farranca. Fiat una leggenda. E Deo appustisi, Deo mi ricordo quando viene in scuola a Medesa, quando accabà de fare lezioni di scuola, a de notte mi torno su, accabassi ai 7 mesi di anno, il turno serale. Dopo che si rincorsa via in 3 minuti su un domo, sempre spriau e sempre timoroso di questo personaggio. Appustisi, medannus, a posto mano a Sabina e contau de gusto fantomatico Jack Lammetta, che però agora sa gattata a deppi tenere un ragionamento un pari a zio mio. Zio mio che sagata sarina con sagafona e questa cosa comprendi ma portavo a vinci di sagafona a bidda per storie in città e per storie in bidda e agora tengono Dia d'Aligiu Nicola Muscas, che è un altro scrittore e giornalista, e Dia d'Aligiu Flavio Sorica, e questo conto mi hanno invitato a fare un progetto che dinanta scrittori da palco, po' Natale Acido, che è ormai da anni e anni un progetto strafanao, spantoso, che ogni anno fa venire da gente a arrivare a scraccargli su poi scontus. La prima volta che devo andare, mi ricordo che emozionavo meda e viene andata bene. La gente si via da insomma, ti appraccio su conto e denguni appunto cominciavo a scrivere altri scontigeddus e mi vestiu Chicco il satanista, quest'altro picciocco. Poi devo scrivere sempre dei vicinaus poveri, dei laccanas, dei città, ma dei vita pure. E punti un poco conto su tragicomici. Noi storie, si sconto su di questa gente che è drammatica, sa proprio in maniera però di fare da ridere, e su conto di questo picciocco che si è drogata, che cercava di furare su di noi a sta gente puntando di sa siringa, però quando aveva a me, si comprende che non si conoscesti, se io sono mannato, ma non devi si mi hanno due sago. Poi quando tu mi bisi e devo di minaccio, si danno di conoscere, tu mi devi pensare che mi conosci, sai ci danno perduto tempo. Questo via da suo conto. Denguni questa contesto è vero una cosa così, no? ma gastia da pubio veramente e poi deve sì Flavio Sorica a un certo punto mannao tu sei pronto per scrivere un romanzo. Wow. Quando mi hanno questa cosa, devo parlare con Aici, scrivere un romanzo. Devo scrivere un romanzo. Scrivi, ogni dì tu si può scrivere. Dopo posto momenti e mi sono posto, ogni dì a scrivere, ogni dì 2 pagine, 3 pagine, 3 pagine, 3 sfogli. E a un certo punto
ad incominciare a andare questo conto, fisse saccando non deve essere Marmaglia, che è imprentato da Castelvecchi Editore, che è un imprentatore con nota, insomma, e vestiu questo romanzo. E tengo sconto su de Malamanera, sconto su de miti ulteriori leggende dell'altra Sardegna, ma questo in particolare, questo è veramente un romanzo, noi conto e mi sono insomma svegliato scrivendo un thriller e mezzo dinanzi che è il romanzo di formazione, insomma, sì. Tema forte, ma... Questo libro conterà degando, e questo è vero, degando deu quando fui in prima superiore, deu via Psycho Billy. Poi sfradile tenia sa cresta, tenia dei anfibius, i pantaloni strintos, i bretellas, e prima al liceo devono studiare. Non studiare, mrazzo appunto cominciavo a non andare a scuola, babbo e mamma traballando tutto sa disso, non tenevano pensamento per mimmi, dove più su dovere cosa mia. Quando sta arrivato su mese lampada, scurcuricao, babbo mannao moede in di bogas is anfibius e dei garas sa chichirista, e bene a traballare con me. Mio babbo tenia un ristorante, e sapremo di, dammi da ricordo, mi hanno donato 2 sacchi di patatas e assumanco 20 sacchittas di cozzas dell'impiai. Allora io limpiavo bagno di tutti dei clienti e dei traballadori. E allora io ho più sciacquai via da sabato, prato su prato, ma non ci deve la lavastoviglie, e poi devi sciacquare tutti i frucchitas. In istempus, che non ci vede la lavastoviglie, tu vedi questo lavandino, con un agedo, e devi stare a muovere con un mazzucco, devi stare a muovere tutto questo verramine che ci vede tutto. Poi tocca da disinfettare, sciacquare bene e asciugare. Non mi ricordo che io ho trabellato del suo mangiare a me, e fiadorrà un domo, mi via scinicare un suetto. Si incrasa a mangiare, mi sono pesato, mi sono posto i boxer, e stando un letto, sul magliettino, e poi, devo andare a mare. Ma no, tu non andai a nessuno, tu bene sai traballare con Mimmi. Ha provato 3 mesi e mezzo, traballando in ristoranti. Ogni adesso dovere cosa mia via, limpiare patata, e cozzas, e bagnus, e sciacquare pratus. Questo libro conterà questa parte di questa vita mia, però a un certo punto succede che, e questo è il conto del suo romanzo, una di mi hanno mandato in su bar, poi ponni, sciacquai tassas, eccetera, eccetera, e ci viene 4 questi sfradis, che di 40 sfradis acciughe. Ma non mi ricordo acciuga in sardo ita dinanta, e questo su vianta manno mannus, ma vianta gente che cocaina, tutto si vianta sigaretta con sa droga, e a un certo punto questo si funti sdongiaus, funti bintraus in su bar mantenò una carne corpus e antivurau sa cascia con tutto su dinai, però questo si vianta aici sdongiaus, casi funti fueus con un pattino, con un pedalò. E questo su praticamente con i camerieri che tu seguiano, ti tirano di tutto, questo niente il malloppo. E a un certo punto tu senti a pausa a questo, ma a me mi sta parlando questa cosa che mi ha lasciato una ferita intro. E te succede, che sul libro passando in un altro capitolo, a postisi 25 anni, su andare a suonare, come faccio sempre, in trio, in duo, in un bar, e a un certo punto in questo bar, ben 30 agosto, a Carenazzo, a Brenti di Aici, camisa tutto come non uscivo, con questa spicciocca, tutto, si sezzenti e incominciano a pappare cozzas.
Tutto su pio, funti a serio, funti da intro, a cellulare, sbattenti da noso, zerri, attenzione, a un certo punto intendo un vrago che è questo da una sigaretta fumata, ma poi su vrago manco tu conosci perché non fumo manco sigaretta, ma quando ahí ci contano che fumano sa sigaretta con sta cocaina, devono uscire, però mi sono fatto questo viaggio contento di questa cosa, intendo, i scozzi che ha proprio un mese di questo vrago, mi vedo come in uno shock. Ti torna a concas. E più con uno dei gusti, uno dei gusti che mi ha dato una passata corpo. Sì. E denguni, questo incominciano a mi domandare di suonare questa canzone, mi domandare di suonare un'altra, e incominciano a si strobare in me, da devo arrabbiare un me, da s'accabo, acaba dal suo concerto, andavo a domandare su di noi da questa serata, e questo si narra che di noi non ci è. Ci narra che di noi non ci butta questo su chi fianta in cuni, fianta questo su boss, che si punti piegato su di noi da questa cascia, questa cosa, sanno, da non si pago. Tanto io sono bessio, a poter mandare a questo su di noi, e da in cuni, sul romanzo, ti ho scelto una cosa, chi ne legge il suo libro, e mi gasta sempre in mano su questa su protagonista scelta da mancato noi, dunque Dengoni incomincia adesso vago complicata questa situazione. Bello, interessante. Ti posso dire che in suo libro pico una passata di corpo su Mizza del Cristiano Godano di Marlene Kunz, sì. Non mi pare da trippadore, però non si scimma mai. Dunque, a capo una questione nuova de sa TV. Sì. TV e radio, il progetto sono beccio, ma più che tutto le cose che si canta de fare, ci puoi narrare una cosa. Casti, le cose che si canta e vai, torrendi in 2 secondi su una derrata pignata, sono pronti a fare una produzione nuova con Michele Palmas, con Sar Music che uso a fare su CD e con Made in Sard e usa essi sighiusu de Michele e tutto Made in Sard poco su che funti in live sa parte artistica, sa parte concertistica e finza è stata data una bella settiatella, insomma, poi vai in sconcerto su commenti si depperi. Sa parte televisiva Zeusu su dai 3 anni che sto portando innanzi su un progetto che diventa Movi. Po' 2 anni ho fatto puntata se noi devo a girare tutta la Sardegna per esperienze di turismo in movimento, ho fatto trekking, canyoning, kayak, corsa, bicicletta, già mi struppia metà orta, però possa lingua sarda e poi contai i bellezze della Sardegna questo e altro e quest'anno si idea partendo dalla suggestione del libro del Sailisso Parchi Naturali e Giardini Storici della Sardegna e usa contai il locus dell'anima e usa fai Villa Persi e usa fai in Bolottana e usa fai su Parco de Santo Leonardo Siete Fuentes in Santo Lussurgiu ma usa fai Sortumanno in Bida Mazraja Parco Emilic in Lacconi e usu Limbara Ortulè insomma medas locus e poi se usu incarrerendi per un progetto in pari a Renzo Cugis e Elio Artemale che dinanta Radio Baracca Radio Baracca con altre frequenze in noi provavo a portare questa radio in noi capittara Kenze Antenna e adesso un altro progetto che ha da fare a riri più importanti e poi c'è adesso la seconda edizione dei Postali Blues chiesti con la regia di Paolo Carboni e usabili poi su 2026 sarà portare tra musica, televisione e radio e poi altri scontos.
Grazie a Meda, Grazie a toi. Non vedevo solo de biere progetto sonoso. Ti dorrauso grazie a vos aire ricciu in domo tua e poi nos aire contau sa vita artistica tua. Grazie a Meda. Grazie a Sosato, è stato un piacere. Grazie. Grazie. Grazie.